Di nuovo in diretta il telegiornale di Treviso per vivere adesso insieme le emozioni del Totila d'Oro 2026. A coloro che riceveranno questa benemerenza dico che non è un premio alla carriera, ma è un'ulteriore responsabilità di continuare ad essere un punto di riferimento per le nostre comunità. Un riconoscimento ma anche una responsabilità per le 6 personalità che hanno ricevuto il Totila d'Oro 2026, trevigiani che in ambiti diversi hanno dato lustro alla città. Una cerimonia dove ricordi, emozioni, aneddoti ripercorrono la vita e la carriera dei destinatari della benemerenza. Commozione ma anche sorrisi con una vera e propria ovazione quando il premio viene consegnato ad un volto conosciuto e amato di Treviso, Giacomino Benvenu. Per aver reso il ristorante L'Incontro non solo un tempio dell'ottima cucina trevigiana, ma una crocevia pulsante di amicizia e tradizione, valori che ha poi esportato anche all'estero. Benvenu nel suo discorso più volte costretto a fermarsi sopraffatto dall'emozione. Ma un abbraccio che sento. Questo premio lo dedico a chi ha condiviso con me questo lungo cammino e a chi in tutti questi anni ha varcato la soglia dell'incontro cercando non solo un piatto ma ospitalità e amicizia. Altro volto, quello di Umberto Zandigiacomi, architetto, urbanista, professionista che ha rappresentato Treviso contribuendo al suo sviluppo nella pianificazione territoriale e nella salvaguardia del suo patrimonio. La città di Treviso conferisce il Totila d'Oro quale riconoscimento degli alti meriti conseguiti in campo urbanistico, architettonico e civile. È la figlia ad evidenziare il valore dell'opera del padre, quel lavoro realizzato anche per le generazioni future. Perché si fa tutto questo? Perché mettiamo tempo nelle lotte per i bambini e le bambine che verranno dopo di noi. Per mia figlia Luna, per la bisnipote Ginevra. Ginevra, il nonno ha fatto tutto quello che ha fatto per te. C'è chi poi ha portato la sua trevigianità ed esperienza fuori provincia, come Andrea Erri, artefice dell'arrivo a Treviso dell'Università Ca' Foscari, oggi direttore della Fondazione La Fenice. Quello del teatro e quello della musica è capace di grandi emozioni, è capace di grandi contestazioni, come avete avuto modo di vedere, ma è capace di dare grande amore. E ancora il messaggio di pace veicolato dalla figura di Dino Daniotti, presidente dell'Associazione Vittime Civili di Guerra, premiato per il suo impegno nella valorizzazione della memoria e dedizione alla comunità. Nel riconoscimento a Giovanni Ottoni, già presidente del CONI, l'importanza delle politiche dello sport, guardando non tanto ai traguardi quanto ai valori sociali. E poi chi, come l'avvocato Mario Caramel, che ha dato importanza e valore al lavoro nella pubblica amministrazione, dimostrando dedizione al servizio delle istituzioni e impegno nel campo dei diritti umani. E poi quest'anno una novità alla benemerenza civica Orizzonte Giovani. È un lungo applauso ad accompagnare sul palco Malak Kunti, 18 anni, studentessa del Liceo Scientifico Da Vinci di Treviso. È lei ad aver ricevuto per la prima volta dalle mani del sindaco Conte e della sindaca dei giovani Giorgia Favarato il riconoscimento Orizzonte Giovane. Campionessa di karate, punto di riferimento nel suo liceo, impegnata nel quartiere di Santa Bona, nel volontariato, nell'associazionismo, un impegno a 360 gradi, riassunto nelle parole di Pietro Sala, di cui Malak è stata cofondatrice. Malak, tu costruisci, ascolti, tieni insieme, ti prendi cura e crediamo che questo sia uno dei modi più belli e maturi di servire una comunità. Essere la prima a ricevere questa benemerenza rappresenta anche una responsabilità, dice dal palco la giovane studentessa. Molto spesso, come diceva anche il sindaco, si parla di ragazzi solo in modo negativo, oppure si parla di ragazzi come oggi che vincono premi, però c'è una fascia importante, la fascia in mezzo, che è formata da giovani che hanno voglia di partecipare, hanno voglia di parlare, però c'è bisogno di spazi in cui noi giovani possiamo riempire. Noi giovani, se vi fidate di noi, possiamo essere veramente il vostro presente e c'è bisogno di spazio, noi siamo pronti anche al dialogo con le amministrazioni perché abbiamo delle idee e vogliamo contribuire in modo attivo.
Malak ha raccolto l'eredità di valori e impegno lasciati dal padre Abderrahmane Kunti, mediatore culturale e referente della comunità musulmana nella Marca. Oggi nel suo futuro la maturità, poi la facoltà di medicina è un sogno. Spero di tornare a Treviso e di vedere una Treviso rinnovata e una Treviso per giovani, per noi. Da un atleta a un'altra, dalla karate alla ginnastica artistica, parliamo di una vice campionessa olimpica della ginnastica artistica, Alice D'Amato, che è genovese di nascita ma ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Pieve di Soligo. Conferisce l'atleta delle Fiamme Oro Alice D'Amato la cittadinanza onoraria. Pieve di Soligo, 9 maggio 2020. Prima assalita dai supporters di tutte le età, poi commossa sul palco. La campionessa olimpica alla trave, Alice D'Amato, non ha trattenuto le emozioni davanti ad un palafabbri invisibilio, tutto per lei. Una festa per la cittadinanza onoraria conferita dal comune di Pieve di Soligo, che ha voluto metterla tra i suoi benemeriti. È un'emozione grandissima essere premiata, essere riconosciuta per quello che c'è stato dietro, per tutta la strada che ho fatto, per tutti gli ostacoli che sono riuscita a passare, ed essere qui oggi, essere premiata come cittadina onoraria, per me è un grande onore. Non è una cosa da tutti i giorni, quindi l'ho presa col cuore e sono davvero tanto contenta anche di rientrare in questo palazzetto qua, dove ho preso parte alla prima gara internazionale prima dei campionati europei junior, e quindi sono davvero tanto felice e mi ricorda tanto il passato. Quando questo palazzetto dello sport è stato costruito ha ospitato da subito delle gare regionali, e tra i giovani atleti della ginnastica artistica c'era una giovanissima Alice che quindi ha visto questo palazzetto, e all'interno di questo palazzetto è cresciuta nelle gare degli anni successivi, quindi è nato questo rapporto di legame anche con la società sportiva Altea Gym, per cui abbiamo adottato da subito Alice e ci fa piacere che lei abbia accettato di far parte della grande famiglia di Pieve di Soligo. Uno spettacolo, nello spettacolo le giovanissime che tra un volteggio e l'altro l'hanno torniata per un consiglio, una stretta di mano, un selfie. La cosa più grande che possono fare è quella di divertirsi, di godersi ogni momento e di far sì che il loro percorso arrivi dove vuoi arrivare, con i loro obiettivi, cercando di trascorrerlo con serenità. Tra le molte autorità civili, sportive e militari, Alice D'Amato fa parte delle Fiamme Oro della Polizia, anche il presidente del CONI Veneto, che ricorda come i piccoli futuri atleti prendano esempio proprio da questi grandi campioni. I grandi campioni hanno anche questo merito di con le loro grandi imprese innescare la voglia di fare sport nei ragazzi e ragazze d'Italia e del Veneto in particolare, e questa è la loro seconda medaglia, e quindi abbiamo avuto un brillante esempio da parte di Alice D'Amato. Cambiamo argomento con l'obiettivo di permettere ai pazienti oncologici di essere accompagnati dal proprio animale durante le sedute di chemioterapia. L'ULSS 2 di Treviso lancia il progetto Compagnia che cura. Per realizzarlo ha pubblicato un avviso pubblico di ricerca fondi rivolto alle associazioni e ai soggetti privati, enti e aziende al fine di sostenere il progetto. L'iniziativa, spiega il direttore generale Giancarlo Bizzarri, partirà in via sperimentale nell'oncologia dell'ospedale di Montebelluna. La somma prevista per coprire questa prima fase sperimentale dell'iniziativa ammonta a 10.000 euro che consentiranno di garantire la PET infusion a un massimo di 5 pazienti. Tutte le informazioni per questa raccolta di fondi nel sito dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Mese di maggio, mese della fioritura delle rose, e allora c'è un appuntamento per chi vorrà tra domani e domenica 17 molto particolare a Meolo. Questa rosa qua 2011-2012 circa, è traviata, una gran bella rosa, molto rifiorente, una rosa sana. Non ha bisogno di tanti trattamenti perché è proprio di suo una pianta molto forte, una gran bella rosa. La consiglio a tanti questa rosa qua. Brillano gli occhi ad Andrea Meneghel quando illustra le caratteristiche delle meravigliose rose del suo enorme giardino. Quest'anno la fioritura è stata precoce e spettacolare, antiche, moderne, profumate, rifiorenti, coloratissime. Le rose di Andrea offrono uno scorcio incantevole nella campagna di maggio, frutto di una passione nata fin
fin da bambino. È nata forse da piccolo, perché io ho sempre aiutato la mia mamma con i fiori, con le rose. Mio papà aveva il terreno, lo aiutavo anche sulle piante da frutto, ho sempre avuto questa passione qua. Dopo io ho preso un altro lavoro, perché ho fatto un altro lavoro, però ho sempre aiutato tanto i miei genitori con i fiori, con le piante. Dopo dal 2000 ho cominciato a comprare rose, adesso circa ho 450 tipi di rose. Un lavoro che dura 12 mesi l'anno, ma che in questa stagione ripaga delle fatiche, e nelle prossime 2 domeniche Andrea Meneghel apre il cancello del suo giardino in via Castelletto Sud a Meolo a chiunque voglia godere di questo spettacolo. Ricordate che il giardino è aperto per la gente, per il pubblico, per tutti. Il giorno 10 e il giorno 17 di maggio dalle 3 del pomeriggio al tramonto, e siete invitati tutti a vedere una cosa meravigliosa. E noi adesso andiamo nel Bellunese. Una tragedia ovviamente che sconvolge tutta la provincia di Belluno, ed è la tragedia di Lucas De Marche, il bimbo di 6 anni ucciso dal muletto guidato dal padre nel parcheggio dell'azienda. C'è un'indagine per capire cosa è successo esattamente nel tardo pomeriggio di ieri, e intanto una comunità davvero sconvolta. C'è una calma irreale lì dove ha perso la vita Lucas De Marche, di appena 6 anni. A togliergli la vita il muletto guidato dal padre Gabriele, 39 anni, nel cortile antistante l'azienda di famiglia. Il luogo è stato perimetrato e posto sotto sequestro da Spiser e forze dell'ordine. Un pallet copre il luogo della tragedia, sotto si trovano probabilmente delle tracce ematiche. Al momento dell'incidente in azienda c'era anche il nonno del bambino, Franco De Marca, marito di Daniela Piccoli, che è assessore comunale. Poco dopo la tragedia e poco prima che arrivassero i nonni materni, per cercare di dare sostegno a Jennifer Angoletta, madre del bambino e che lavora anche lei in azienda, è arrivata una zia paterna. Mi hanno chiamato per consolare la moglie di Gabriele, che non mi ha saputo, ho chiesto anch'io come erano andati i fatti, non mi ha saputo dire niente perché sotto shock. E poi lei stessa mi ha detto: guarda che adesso arriva mia mamma, che sarebbe la nonna del bambino. Anche il nonno era dentro, non ha visto, erano 2 fratellini. E andava già a scuola Luca o sarebbe andato a scuola quest'anno? Sarebbe andato a scuola quest'anno. È dolorosa, è una tragedia, dispiace a tutti. È terribile, terribile. Ora tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti che, cominciando dal racconto del padre, dovranno fare chiarezza su quanto accaduto, anche se parrebbe, dalle prime ricostruzioni degli agenti di polizia intervenuti sul posto, che il bambino sarebbe stato accidentalmente investito verso le 18:30 di ieri dal muletto guidato dal padre. Orario e dinamica esatta dell'accaduto sono comunque ancora in fase di accertamento. È una comunità sconvolta, lo dicevamo, a partire dall'amministrazione che, come si diceva, la nonna del piccolo Lucas siede in giunta come assessore. Il sindaco cancella tutte le iniziative e manifestazioni previste in questi giorni. Il parroco invece invita alla preghiera per la famiglia. La tragedia di Lucas ha colpito profondamente la comunità di Sedico, a cominciare dal sindaco, nella cui giunta siede proprio la nonna paterna del bambino, Daniela Piccoli, con le deleghe alle politiche sociali e alla sanità, sorella del senatore Giovanni Piccoli, eletto in passato in Parlamento nelle fila del centrodestra. A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità di Sedico desidero esprimere il più profondo e sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Lucas De Marche. In momenti come questo le parole appaiono insufficienti a colmare il vuoto lasciato da una giovane vita che si spegne così improvvisamente e tragicamente. Tutta Sedico si stringe in un abbraccio silenzioso e commosso alla famiglia De Marche e alla famiglia Piccoli del nostro assessore, condividendo un dolore che colpisce nel profondo il cuore della nostra comunità. Come segno tangibile di rispetto verso Lucas e di sincera partecipazione al lutto dei suoi familiari, informiamo
che le iniziative e le manifestazioni previste sul nostro territorio comunale per i prossimi giorni sono state annullate o rinviate. È un atto dovuto affinché la nostra comunità possa raccogliersi nel ricordo e nella riflessione, onorando la memoria di questo giovane concittadino. Siamo vicini alla famiglia con tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà. Un momento difficile per la comunità, dove vita e morte si alternano in maniera inarrestabile. Il parroco di Sedico, terminata la cerimonia di un battesimo, ha voluto a sua volta rivolgere un pensiero a Gabriele De Marc e Jennifer Angoletta in questo momento di immenso dolore. Bisogna cercare di guardare in alto, di guardare avanti, perché il dolore può essere troppo pesante, ma c'è la vita che continua, c'è qualcuno che ci vuole bene, che vuole che andiamo avanti, c'è anche un altro fratellino da condurre avanti. Io credo davvero che si può cercare di non soccombere al dolore. Io auguro proprio di guardare avanti e di confidare in tutto il bene che ancora resta, perché anche se il dolore è immenso, e lo è per loro prima di tutto, ma anche per la comunità, c'è da investire ancora sul futuro. Siamo in chiusura, io vi ricordo poi gli appuntamenti della serata, i più vicini, c'è il Meteo ovviamente dopo di noi, domani 7:30, ovviamente tutti pronti per vedere insieme il momento clou, lo sfilamento delle penne nere, con la possibilità anche di mandare i vostri messaggi. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.